Qui vediamo un prodotto nato e cresciuto a Montebelluna. Allora, nato e cresciuto nel distretto sicuramente, questo è il Moon Boot, è fondamentale, è un prodotto che è stato innovativo, ancora sul mercato dopo più di 50 anni, sempre in crescita, ecco, e è stato appunto realizzato subito dopo una grande intuizione del signor Zanatta. Lui si trovava a New York per un viaggio nel 69 e è stato testimone dell'allunaggio e questo gli ha dato un'idea per creare una scarpa che fosse appunto per il grande freddo su ispirazione di quello che aveva visto sulla Luna. Per questo proprio si chiama Moon Boot, quindi scarpone della Luna. Questo è stato veramente innovativo per i materiali e per il concept. Qui infatti abbiamo una scarpa che è ambidestra, quindi dal punto di vista della produzione basta un solo stampo, i materiali sono tutti sintetici, almeno all'inizio, e quindi molto più concorrenziali sul mercato perché molto più economici, di conseguenza il prodotto portato al mercato era molto più accessibile rispetto agli stivali degli anni 70 per la neve che erano magari in capretto, con molta pelle, di altissima qualità e di altissima fattura ma estremamente costosi. Invece ecco che il Moon Boot sdogana ecco, l'utilizzo dello stivale da neve, non solo sulla neve ma poi anche in città. 50 anni fa, anzi 51 anni fa, questa veramente idea innovativa. E anche dal punto di vista del design dobbiamo dire che è veramente eccellente, tanto da essere presente in collezione al MoMA di New York e da essere stato annoverato fra i 100 esempi di design innovativo per il XX secolo dal Louvre, quindi veramente un'eccellenza non solo dal punto di vista produttivo ma anche di design e di innovazione.